Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Staffolo, paese del vino verdicchio in provincia di Ancona, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano per le sue eccellenze si trova a 442 metri sul livello del mare e conta 2200 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Staffolo! E con il sindaco Sauro Ragni andiamo a presentare il bel comune di Staffolo e in questo momento ci troviamo proprio nel cuore perché siamo all'interno della sala consiliare. Sì, questo è il cuore pulsante dove si esercita la democrazia e questo è un piccolo paese dove tutti quanti, a prescindere dalle coloriture politiche, lavorano per il buon senso, ma lavorano anche per far sì che Staffolo possa progredire e guardate che sono tanto ottimista, con questo ve lo dico perché ho avuto anche da questi passaggi che ci sono stati con il Covid, c'è stato un risveglio e nello stesso tempo si sono aperte tantissime nuove attività che ci danno quel senso di vita, ma più di tutti ci verranno incontro anche tantissime domande e finanziamenti che abbiamo fatto con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza perché abbiamo visto e scommettiamo anche su quello che è l'indicazione del governo centrale che bisogna avere particolare attenzione per le aree interne. Delle mura imponenti e una bella torre ancora in mostra. Sì, la torre in mostra come tanti anche fabbricati che saranno a breve oggetto di ripresa dei lavori per recupero dei danni del sisma perché noi nell'agosto del 2016 abbiamo avuto questi danni ma poi ci sono venuti incontro anche le normative in materia di defiscalizzazione, del sisma bonus, del recupero delle facciate e poi c'è anche il cuore dei cittadini e di tanti che abitano nelle città che hanno pensato di venire a vivere qui da noi perché oltre all'area buona, oltre in qualche maniera all'accoglienza delle persone c'è una enogastronomia che è il fiore all'occhiello per questa comunità. Poi abbiamo anche una Staffolo sotterranea molto importante. Sì, questi guardate fanno parte della nostra storia, d'altronde i piccoli paesi e anche questi fabbricati sono stati costruiti di sotto, c'erano delle grotte, le grotte servivano in pluriuso, per quello che riguarda purtroppo nei periodi bellici è riguardato come rifugio, ma poi era un locale dove conservare i prodotti. Le famose nevaglie, di che se ne parla tanto, nell'inverno si faceva l'accumulo della neve con della paglia per strati e poi questa neve manteneva i prodotti freschi anche per durante l'estate. Quella volta i frigoriferi non c'erano. Una popolazione attenta perché abbiamo anche una piazza del terrorismo. Sì, questo ci ha dato lustro e immagine perché ci crediamo e guardate che mentre ve ne parlo mi ci vengono i brividi perché è una cosa che ho sentito da tanto tempo anche dalle percorse legislature che abbiamo fatto ma poi anche dall'impulso di tanti miei giovani collaboratori e collaboratrici, ma più di tutti vogliamo ricordare anche un nostro carissimo concittadino che è perito per proteggere una personalità dello Stato, parlo di Domenico Ricci che era l'autista della scorta di Aldo Moro. Oltre a questo
quindi per la strage di Via Fani, oltre ad averli intitolato la sezione Carabinieri in congedo, abbiamo fatto un monumento, ringrazio l'Istituto Artistico degli Iesi che ci ha aiutato per questo monumento, ma più di tutti abbiamo ripreso un'iniziativa che era dell'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, abbiamo fatto un muro, il primo che c'è in tutta Italia, di tutte le vittime del terrorismo nell'occasione della giornata della memoria che è il 9 maggio. Ma ve ne dico ancora una di più, la Regione Marche quest'anno ha legiferato una norma dove ha riconosciuto per la Regione Marche Staffolo luogo di riferimento e capitale delle vittime del terrorismo. Fuori dalla porta di ingresso abbiamo i famosi banchetti, ma cosa sono? I famosi banchetti, guai a chi li tocca, a tutti i nostri concittadini di Staffolo. Difatti i banchetti è il punto migliore della nostra comunità, è un belvedere, ci si può riposare, è un punto di dialogo, è un punto anche a volte dove si parla e si dà le indicazioni alle amministrazioni comunali. È diciamo una piazza molto allargata che si sta anche freschi e protetti perché ci sono tantissime alberature e c'è una vista che spazia diciamo dal Conoro fino ad arrivare a Senigallia, ma d'altronde c'è anche un tablet dove sono indicati tutti i paesi che sono visibili ad occhio nudo. E oggi abbiamo avuto anche un'occasione, in parte, per poter ammirare questo paesaggio. E questo è un fiore all'occhiello della nostra comunità. E nel vostro patrimonio comunale avete anche delle chiese? Sì, abbiamo tantissime chiese perché questo è un luogo dove la nostra comunità ha fatto sì che ci siano state tantissime vocazioni, ma queste vengono pure prima. E su questo abbiamo la chiesa di San Francesco, che appunto è una chiesa particolare di proprietà comunale dove effettuiamo tantissimi eventi culturali, tra cui uno, lo cito in primis, del Premio Nazionale del Verdicchio d'Oro. Poi c'è la chiesa della Castellaretta dove è stata edificata in onore e una memoria di una famosa battaglia. Poi abbiamo un altro luogo religioso e sappiate che qui è passato anche San Francesco insieme con un altro frate e mentre camminava aveva sete, quindi si è appoggiato su una scarpata della strada e da lì è sgorgata l'acqua. È stata costruita questa chiesa e se voi andate alla Basilica di Assisi, sull'ingresso principale dove ci sono tutte le raffigurazioni e la vita di San Francesco, trovate appunto Staffolo che è raffigurato diciamo con delle montagne, un asinello e un frate che si china a terra e beve l'acqua. E comunque anche l'associazionismo è molto importante, no? Sì, qui guardate, le associazioni sono tantissime, si spazia da quelle culturali, musicali, balli, anche da quelle sportive e poi da quelle umanitarie, voglio dire, per quello che riguarda tutto un tessuto sociale. Quindi è un luogo dove ci si ritrova tantissime persone, tantissimi giovani, è un luogo buono, sano e genuino, quindi i nostri giovani non hanno, diciamo, grilli per la testa che possano pensare altre cose e l'amministrazione comunale punta parecchio sulle associazioni perché su questo noi vorremmo creare la nuova società e su questo noi anche con finanziamenti economici li stiamo sostenendo in tutti i modi. Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito? Venite a Staffolo perché è un luogo bellissimo tra area, enogastronomia, paesaggio e trovate anche l'accoglienza e l'umiltà delle persone perché noi siamo fatti così. Grazie Sindaco e noi continuiamo la nostra passeggiata a Staffolo, andiamo ad incontrare il parroco.
E dal comune ci siamo spostati nella chiesa parrocchiale dedicata a Sant'Egidio Abate. Con Don Sandro Carbonari andiamo a presentare la comunità cristiana di Staffolo. Sì, qui a Staffolo sono circa 2200-2300 abitanti, ci sono anche stranieri, la comunità ha sempre il senso religioso, è vissuta molto attaccata anche alla Chiesa, anche al sacerdote di prima, che c'è stato più di 20 anni qui. I giovani ce ne sono un po' pochi, però cerchiamo anche con l'oratorio, teniamo aperto durante la settimana di accogliere anche i giovani. Poi ecco, tutti i sabati facciamo il catechismo dalla terza elementare fino alla seconda media. Cerchiamo anche con le catechiste, col gruppo pastorale, ecco, di seguire un po' l'attività pastorale. Abbiamo anche il consiglio pastorale e il consiglio economico che mi segue per l'attività della parrocchia. Oltre alla chiesa parrocchiale ho la frazione di Coste, che c'è la chiesa intitolata Santa Maria Goretti, e lì vado la domenica a celebrare la messa. Una parrocchia che dà subito il benvenuto perché si trova proprio vicino alla porta d'ingresso al paese. Sì, è attaccata, sì, dentro il centro storico, però ecco, è antica la chiesa, no? Avete visto dal 1300-1400. Il patrono è Sant'Egidio Abate. Abbiamo qui, ecco, come opera importante il pentittico di Sant'Egidio Abate, che è stato dipinto dal maestro di Staffolo nel XIV secolo. Non si sa chi è il nome, quindi maestro di Staffolo, che ha fatto anche altri dipinti. È importante, qui facciamo la festa il 1° settembre per Sant'Egidio, però c'è anche qualche giorno prima, ci prepariamo, e poi c'è il quadro anche all'altare, rappresenta Sant'Egidio che sta in un bosco in Francia dove lui viveva con una cerva che gli dava il latte, viveva da eremita. È nato in Grecia circa nel 680 d.C. e poi morto in Francia, là c'è la basilica nel 720. Qui è molto forte anche la presenza di San Francesco. Sì, di San Francesco d'Assisi. Abbiamo qui nel territorio, qui vicino, c'è un convento e la chiesa di San Francesco che ora sono di proprietà del comune, ma San Francesco è passato di qui nel 1210 prima di imbarcarsi ad Ancona, e sotto qua fuori paese c'è una piccola chiesa dedicata a San Francesco, dove San Francesco ha fatto uscire fuori l'acqua da una sorgente. Lì ancora la sorgente è aperta. Ci abbiamo fatto insieme dal vescovo il cammino, insomma, di San Francesco, partiti da Fabriano, siamo venuti qui, poi Osimo, Ancona, Sirolo, ecco, nei luoghi in cui qualche anno fa insieme ai giovani. È stato molto bello perché ha coinvolto tutti i giovani della diocesi. Qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza? Il messaggio che c'è proprio sul Vangelo, la parabola del buon samaritano, no? E così noi dobbiamo fare, perché Gesù ci ha detto: qualunque cosa avete fatto a questi poveri è come se l'aveste fatto a me. Quindi abbiamo messo su anche il gruppo Caritas, ancora lavoriamo poco, però ecco, assistiamo diverse famiglie, alcune persone, ecco, sempre con l'aiuto del comune. Grazie parroco, e adesso continuiamo il nostro itinerario, andiamo a presentare alcuni piatti tradizionali e le altre tipicità del territorio. Con l'assessore alla cultura e turismo, ma anche giovani e scuola, Lucia Toccafondo, andiamo a presentare alcune tipicità del territorio, perché qui oggi i ristoranti di Staffolo gentilmente ci hanno portato alcuni piatti della tradizione, e quindi
iniziamo questo itinerario del gusto. Benvenuti, iniziamo subito con i cappelletti in brodo. È un piatto tipico che in genere si mangia o la domenica oppure è un piatto che viene servito a Natale, dove le nonne iniziano i primi di dicembre a chiudere questi cappelletti a mano, fanno il ripieno. Io da piccola la nonna l'ho aiutata tanto, quindi so tutta la procedura. Proseguiamo con le tagliatelle, altro piatto tipico fatto con la perna, la sfoglia diciamo in italiano, fatta a mano con il mattarello e veniva stesa e poi tagliata. La vediamo condita con l'oca in potacchio. L'oca è un altro piatto tipico proprio della zona di Staffolo, qui in Potacchio, ma poi famosissima, qui buonissima, l'oca arrosto. Proseguiamo con gnocchi, ci metto vicino anche la lasagna perché sono accomunate dal fatto che sono fatte con il ragù, che è un sugo tipico della zona. Questo ragù le nonne iniziavano la mattina presto e in genere erano il piatto della domenica, dove mentre bolliva il sugo che ci voleva almeno 3 ore. C'è da dire che poi le farine e anche le patate sono del territorio. Esattamente, tutti i prodotti del nostro territorio. Concludo con la carrellata dei primi che abbiamo qua, con i ravioli di ricotta di pecora dei nostri pastori staffolani, ravioli rigorosamente fatti a mano. I nostri ristoratori ci tengono anche a mantenere proprio la tradizione e a Staffolo facciamo anche questo. In questo caso sono stati conditi con porcini e lo scorzone, il tartufo bianco, che non è ovviamente di Staffolo ma è della zona. Prima di passare al secondo, poi parlava dei pastori, qui abbiamo anche altri formaggi. Esatto. Come la ricotta ovviamente usufruiamo, anzi abbiamo la fortuna di assaggiare anche le varie tipologie di formaggio che i nostri pastori producono in loco. Poi dobbiamo dire, qui abbiamo un secondo, ma nei ristoranti si possono degustare tanti secondi, però questo è abbastanza tipico. Questo sì, abbiamo messo questo che è forse uno dei più tipici staffolani, dove troviamo appunto il coniglio in porchetta, tipico della zona, dove la tipicità è quella di essere cotto al forno con il finocchietto selvatico, la cotica e il capocollo, cotto con olio d'oliva e verdicchio. In genere il secondo poi va accompagnato con delle verdure. Questa è la cicurietta, in dialetto è detta, noi la chiamiamo i grugni, che si trovano nelle campagne. A fianco vediamo le fave sempre che richiama il coniglio in porchetta con il finocchietto selvatico, e poi il tutto può essere accompagnato con questa bellissima e buonissima crescia. Fidatevi perché siamo anche ottimi assaggiatori. Farina, acqua e strutto. Il vino va bene, ma esatto. Anche l'olio d'oliva è un'altra particolarità qui. Sì, qui abbiamo la fortuna di avere un pochino tutti gli ingredienti di cui poi andiamo a mettere nella nostra tavola. Quindi oltre a tanti produttori di vino abbiamo anche dei produttori di olio e di farine. Aziende agricole poi, perché c'è anche il miele. Esatto, qui diciamo non manca veramente niente. E poi abbiamo i dolci. Esattamente, non potevano mancare nella nostra tavola. Vedo il ciambellone e le paste deovatte, come si dice qui a Staffolo, perché a Staffolo quando si batte il grano, quando si raccoglie l'uva, ogni lavoro che veniva fatto iniziava o concludeva con una festa, diciamo, e quindi all'inizio quando tutti i contadini si ritrovavano, perché la peculiarità era anche quella che tutti i vicinati andavano ad aiutare, oggi doveva battere Mario, andavano tutti ad aiutare Mario, quindi la mattina vino, ciambellone e paste prima di cominciare. E poi vedo lì i 3 cavallucci, dolce tipico natalizio. E ringraziamo ancora i ristoratori, i produttori, le aziende agricole. Lei è anche assessore al comune, quindi so che poi qui ci sono varie manifestazioni nel corso dell'anno, c'è la banda, c'è anche un gruppo folcloristico. Esattamente, grazie a queste associazioni che organizzano manifestazioni nel territorio e per il territorio. Dalla festa del verdicchio, classica che non poteva mancare, che fa un po' da padrone, alla festa del folklore, la festa della banda e tante altre manifestazioni rivolte all'attenzione
fruizione del verdicchio e di tutto quello che ci sta intorno. Il nostro auspicio è quello che quando un turista arriva nel nostro piccolo paese trovi comunque questo paese accogliente, e quindi in quest'ultimo periodo Staffolo si sta muovendo con delle nuove aperture di strutture recettive, e infatti nella zona abbiamo diversi B&B, agriturismi, un fiore all'occhiello, un albergo proprio nel centro storico intorno alle mura di Staffolo. In un palazzo storico. In un palazzo storico, sì. Poi abbiamo anche una zona attrezzata per i camper. Esatto, quella rimane ovviamente fuori Staffolo, in un parco, Parco Salmagina, una zona verde dove ovviamente ospitiamo anche i camperisti. Ma cos'è Staffolo per lei? Wow, Staffolo per me è la mia casa, perché sono nata a Iesi, però cresciuta dall'età di 2 anni a Staffolo. Io a questo punto prenderei il calice di verdicchio Non può mancare. e facciamo un invito a venire qui a Staffolo. Ovviamente vi aspettiamo a Staffolo innanzitutto perché avete visto quante belle cose e buone ci sono da mangiare, e io vi consiglio proprio di non perderle. Fatte a mano, rigorosamente qui a Staffolo, tutti prodotti a chilometro zero. Qui quando parliamo di prodotto a chilometro zero è proprio così, dall'olio alle farine, al miele, ai dolci, al formaggio, a tutto quello che vedete qua. Quindi vi aspetto a Staffolo. Grazie all'assessore signora Lucia. Grazie a quindi voi. noi adesso ci spostiamo di poco, raggiungiamo i piani alti, dall'Enoteca passiamo a presentare il Museo del Vino di Staffolo. E Staffolo è terra di vigne, e con Stefano Brocani andiamo a presentare il Museo del Vino dove ci troviamo in questo momento, e questa è proprio la prima sala. Sì, questa è, allora, qui parliamo di una struttura del comune che noi gestiamo, e quindi di conseguenza facciamo ricezioni e facciamo, diciamo, la gestione del museo. Stanno arrivando parecchi turisti, quindi di conseguenza la cosa va abbastanza bene. E qui siamo sulla prima sala dove noi troviamo tutte le attrezzature della storia di Staffolo, ecco, quindi di conseguenza sono tutte le attrezzature riportate qua dalle vecchie cantine di Staffolo, negli anni 60 e anche prima. Poi abbiamo anche tante foto. Sì, qui all'interno del museo abbiamo diverse foto in cui rappresentiamo sempre la storia del comune di Staffolo, in cui i nostri produttori, i nostri nonni facevano il vigneto tutto manualmente. Qui troviamo delle bellissime foto in cui ci sono proprio questo tipo di lavorazione fatto tutto con la vanga, quindi tutto con la manodopera enorme. Troviamo anche sopra delle foto per la manifestazione che facciamo tutti gli anni noi dopo la settimana di Ferragosto, la festa del verdicchio. C'è un comitato di valorizzazione del verdicchio che sta riorganizzando questa manifestazione tutti gli anni, cercando di farla evolvere in maniera piacevole. Poi abbiamo una sala dedicata alle etichette storiche. Sì, sopra abbiamo anche tutte le etichette storiche, sempre in rappresentanza del comune di Staffolo. Quindi noi abbiamo la storicità delle etichette, aziende che hanno fatto la storia proprio al centro del verdicchio, quindi come anima il discorso del verdicchio è stato portato avanti. E una stanza è dedicata anche al cavallo. Sì, al cavallo, perché nello stendardo del comune di Staffolo abbiamo la staffa della sella del cavallo che rappresenta proprio il simbolo del comune di Staffolo. Ecco, quindi di conseguenza abbiamo cercato di trovare del materiale riguardante tutte le varie forme di staffe. Staffolo è un comune di 2200 abitanti, un bel territorio, e addirittura sono presenti qui 19 cantine. Sì, c'è una bellissima storia qui a Staffolo, quindi di conseguenza il verdicchio ci ha avuto parecchi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Le nostre aziende di Staffolo, anche se piccole, riescono a esportare in tutto il mondo. Noi abbiamo dei produttori che arrivano dal Giappone, in America, e quindi di conseguenza qui da Staffolo riusciamo a portare il verdicchio in tutto il mondo. Volevo anche dire che ci sono delle etichette che hanno preso dei bei premi, ci sono cantine che portano avanti la storicità della loro famiglia, diciamo, che i nonni facevano il vino e quindi c'erano
un'evoluzione storica. Abbiamo visto ultimamente che c'è un interesse anche di investitori da fuori che vengono qui a Staffolo, acquistano il terreno, fanno il vigneto e quindi iniziano il discorso delle cantine. Come diceva lei, 19 cantine non sono poche per 2200 abitanti, quindi di conseguenza forse è un unico comune d'Italia che ha 19 cantine che fanno una lavorazione a un certo livello del vino. E qui abbiamo sia l'aria della montagna che del mare. Sì, sicuramente quando vengono gente da fuori a investire qua significa che hanno individuato un territorio che sicuramente delle caratteristiche favorevoli per la produzione del verticcio ci sono. Da qui vediamo il mare e vediamo anche gli Appennini, quindi di conseguenza è un punto bellissimo, ma anche perché il vino in quest'area, sicuramente l'uva, ha delle caratteristiche non indifferenti. E le vigne sono molto variegate. Sì, le vigne sono molto variegate perché il territorio è abbastanza ampio, perché la zona del Verdicchio è abbastanza ampia. Abbiamo il territorio in cui ci sono terreni dal sabbioso all'argilloso al calcinello, quindi abbiamo tutta una serie di varietà che dà delle caratteristiche particolari al vino. E voi poi lo proponete in varie soluzioni, classico, superiore? Ecco, sì. Anche questo sì, dal disciplinare il verdicchio può essere verdicchio Castelli Iesi, verdicchio Castelli Iesi classico e verdicchio Castelli Iesi superiore. Vogliamo chiudere con un invito a venire qui? Abbiamo 19 cantine, ma ci sono anche nuove strutture che stanno uscendo fuori perché c'è un discorso anche di turismo che sta crescendo, quindi di conseguenza ci stiamo un po' adattando, cercando di fare una buona ricezione del turismo. Noi facciamo una manifestazione tutti gli anni, periodo di Ferragosto, il verdicchio, la festa del verdicchio, che io invito tutti quanti a partecipare. La settimana dopo di Ferragosto viene fatta questa manifestazione con migliaia di persone, ci sono le cantine aperte, ci sono tutti stand con prodotti tipici proprio del territorio. Invito tutti quanti a fare un giro nei Castelli di Iesi e Staffolo principalmente, siamo a disposizione, stiamo qui per accoglierli. Grazie a Stefano Brocani e quindi Staffolo vi aspetta con tutte le sue eccellenze. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Buone passeggiate a Staffolo, paese del vino verdicchio. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ti aspettiamo a Staffolo!